Eccoci con Geromain Luca, classe 95, tu sei anche il capitano degli juniores, Sì. ieri hai anche giocato Sì, e oggi sei entrato nel secondo tempo in prima squadra. Emozionato? sì, abbastanza. La prima partita è sempre una roba emozionante. Cosa ti sembra giocare con i grandi? Che differenza è? Picchiano un po' più duro e il gioco comunque è sempre quello, una palla che corre? Sì, è molto più bello, ovviamente c'è più tecnica, si corre di più, è più bello. E dal campo, come hai visto la partita? Ti è sembrato un risultato finale giusto, quello del pareggio? Il Portogallo oggi non ha girato come al solito, però insomma, la squadra avversaria bisogna tenerne conto, insomma, ha fatto il suo. Sì, diciamo che il risultato è stato magari un po' stretto, però certe volte hanno giocato meglio anche gli altri del Ponzano e niente, va bene così, è sempre un punto. All'esterno, sì. Allora, parliamo 2 secondi solo di te. E tu in che ruolo giochi negli juniores? Centrocampista centrale. Oggi sei entrato su quel ruolo lì o ti ha messo diversamente? No, ho giocato esterno sinistro in fascia. Come sta andando la vostra squadra come juniores? Così così, stiamo migliorando di partita in partita, abbiamo vinto ieri. Stiamo 2-0 ieri? Sì, 2-0 contro il Torre di Mosto. Beh, insomma, allora ti faccio gli auguri e speriamo di vederti ancora in prima squadra. Certo. Intanto comunque penso che tu la segui, insomma. Sì, certo, faccio sempre gli allenamenti con loro. Bene, allora ti ringrazio e alla prossima. Grazie mille, arrivederci.